Coach Vecchiato, per prima cosa un pensiero per capitano Michele Bordignon, che cosa è successo? Non abbiamo capito proprio tanto bene, sembra che abbia messo il piede sulla palla e gli sia girata, non sta bene, speriamo non sia così grave, ecco. Non possiamo fare altro in questo momento. Nel fare naturalmente i nostri migliori in bocca al lupo al capitano, le chiediamo, non è facile passare da un argomento all'altro, ma che tipo di partita è stata? Ci è sembrata molto combattuta anche sul piano fisico? Sì, sapevamo che era una partita combattuta e non siamo riusciti a sviluppare il gioco che solitamente sviluppiamo, merito soprattutto degli avversari, ma sicuramente dovremo rianalizzare delle cose che abbiamo sbagliato. Comunque è un punto, non lo buttiamo, però c'è sicuramente da lavorare, però dopo 8 vittorie ci sta un momento di difficoltà, ecco, ci può stare. Comunque va detto che sul loro vantaggio per 2-1 avete rischiato col portiere di movimento e vi è andata bene. Sì, lo proviamo costantemente, l'abbiamo fatto bene, insomma è andata al momento della fine, potevamo anche forse c'era anche un fallo alla fine, ce l'ha andato contro, vabbè, ha fischiato così e basta, insomma. È stato un po' un match dai due volti, nel senso che nessun gol nel primo tempo, nella ripresa invece si sono moltiplicate le azioni, non che nel primo tempo ovviamente non ci siano state. Sì, diciamo che probabilmente è mancato un po' di precisione sotto porta, probabilmente potevamo fare un po' meglio nelle rotazioni, sicuramente avremo modo di lavorarci e sistemare, insomma. Ecco, le cose da sistemare, diceva lei, non chiediamo che cosa dirà in spogliatoio perché sono cose appunto di spogliatoio, ma ci può dire in particolare quei dettagli da curare di più? Beh sì, sicuramente la fase offensiva oggi potevamo fare un po' meglio e poi, ripeto, è chiaro che ci sono dei momenti in cui le cose vanno meglio e oggi è andata leggermente meno bene, però insomma siamo sempre in alto, quindi c'è sempre da lavorare e sarà sempre da migliorare, ecco. Luca Mazzon, prima di parlare della partita un pensiero che vuoi rivolgere al tuo capitano Michele Bordignon? Spero che non sia niente di grave, io non ho visto l'azione, ho sentito che si è storta la caviglia, quindi magari spero che sia solo una botta magari sul parquet, quindi gli auguro il meglio, non c'è nient'altro da dire, speriamo che non sia niente, che torni presto. E ci uniamo anche noi a questo augurio naturalmente. Parlando invece del match, è stata una partita anche sul piano fisico davvero molto combattuta. Sì, loro sappiamo benissimo che caratteristiche hanno, sono bravi nell'1 contro 1, hanno ritmo, hanno i punti che si meritano e sono una bella squadra, quindi sapevamo le difficoltà e un po' qualcuno che ha acciaccato un po' di assenze, un po' appunto anche il capitano che si è fatto male, abbiamo pagato un po', però abbiamo fatto 8 vittorie di fila, prendiamo il punto che abbiamo recuperato, quindi prendiamo le cose positive e ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno quindi. Sì, bisogna vederla sempre così, ripeto, siamo primi ancora, siamo lì, abbiamo un'ottima classifica, quindi adesso c'è la sosta, recuperiamo un po' di energie e andiamo avanti. Tu hai segnato il secondo gol, ce lo descrivi? Beh sì, era un quinto uomo dove mancava poco tempo, quindi dovevamo un po' forzare alcune giocate, sapevamo che loro soffrivano un pochino sulla palla alta, quindi ho provato la prima a metterla sul secondo palo e la seconda a calciare e per fortuna è andata bene. Avete fra virgolette rischiato anche di vincere, nel senso che negli istanti finali la palla è sfilata letteralmente vicino al palo, che cosa avete pensato in quel momento? Ma il nostro obiettivo è sempre quello di vincere, soprattutto in casa. In quel momento lì, fasi concitate della partita, entrambe le squadre comunque avevano delle buone occasioni, abbiamo provato ad andare un po' oltre, a mettere il cuore oltre l'ostacolo, ma non è andata così. Abbiamo vinto diverse partite nel finale, questa volta siamo stati un po' sfortunati, ma ci sta. Ultima cosa, ma non ultima, vuoi dedicare a qualcuno il gol che hai segnato? Beh, ci sono sempre i miei genitori, la mia famiglia, mio fratello qui a vedermi, quindi sicuramente a loro.